Tante, ma anche sofferta, tanti errori davanti che forse potevano chiudere prima la partita o comunque avviarla in un'altra maniera, e in compenso arrivano anche notizie confortanti dagli altri campi. Sicuramente anche oggi purtroppo siamo andati sotto e il carattere di questi ragazzi ha permesso di ribaltare la partita e di rimetterla per il percorso giusto. Poi è vero che per chiudere la partita poteva anche già essere chiusa sul 3-1 con un uomo di vantaggio, insomma credo che bisognava fare un po' meglio, però capita che magari buttano, come è successo, una palla in avanti, da lì viene fuori il 3-2 sotto aspetto psicologico, poi ti viene a mancare delle certezze, cose che invece noi dobbiamo essere più cinici, dobbiamo essere più attenti, non bisogna lasciare nessuna situazione al caso, ma andare con la mentalità corretta fino alla fine. Dispiace perché abbiamo sofferto, però siamo contenti che abbiamo fatto 3 punti importanti. È chiaro che il Montebellune non ha mollato niente, è rimasto in partita fino all'ultimo secondo. Noi ci è mancato la realizzazione della sicurezza e così abbiamo sofferto fino alla fine, perché poi è venuto fuori il secondo gol con Volesco che ci ha fatto soffrire fino alla fine. Sì, ho visto anche qualche difficoltà retrovie in breva orfana di Leonarduzzi a squadra Marcolini ha fatto una buona gara, un'ottima gara, è un ruolo non suo, si è dedicato molto in settimana a questo ruolo. È chiaro che Leonarduzzi ce l'ha da sempre nel DNA questo ruolo, e quindi bisogna rendere merito alla prestazione di Marcolini in questo senso, però è chiaro che insomma, farlo con un giocatore che non è abituato a farlo non è la stessa cosa, però Marcolini ha fatto una buonissima partita, quindi sono contento della sua prestazione e da domenica prossima vedremo il da farsi con il rientro di Leonarduzzi. Mister, adesso c'è uno scontro diretto, è chiaro che arrivarci a +4 non poteva andare meglio di così. Sì, solo che questo non ci deve rilassare, anzi deve essere un motivo in più per affrontare al meglio questa partita, perché comunque se pensiamo di andare là per fare il pari, credo che non sia nel DNA di questa squadra. Questa squadra deve comunque cercare sempre di fare punteggio pieno, anche a volte il rischio di andare sotto, come è successo più di qualche volta, però il fatto che comunque abbiamo questa mentalità di attaccare, di creare delle situazioni, ci ha portato poi ad avere il miglior attacco del girone e ad avere una classifica importante. Quindi domenica si va a avere un nuovo campo e dobbiamo fare una partita importante per cercare di portare a casa i 3 punti.